Ciao amici, bentornati sul canale e benvenuti ad Altissimo, in provincia di Vicenza. Siamo ai piedi delle piccole Dolomiti, al cospetto della Cima Marana, qui vicino, e sto intraprendendo un percorso che mi è stato consigliato da alcune amiche che seguono il canale. Mi hanno chiesto: per favore fai il percorso panoramico delle contrade di Altissimo. Quindi eccoci qua, pronti a fare questo percorso per voi. Ve lo racconterò come sempre a mio modo. Quindi vamos, let's go! Quello che si nota da subito in questo percorso è la presenza della segnaletica fatta molto bene, curatissima. Io ho lasciato la macchina in paese ad Altissimo, ma nessuno ci vieta di lasciarla in qualche contrada che si attraverserà, tanto il percorso è ad anello e si ritornerà sempre lì. Ad esempio, qui vedo un sacco di macchine, quindi probabilmente ci sono altri camminatori che la stanno facendo da qui. Quindi noi immergiamoci in questa natura, in questa primavera che sta incominciando a fiorire, e vediamo cosa ci riserva questo percorso, che in teoria è un buon allenamento, perché fra un mese io sarò, udite udite, nuovamente sul cammino di Santiago, ma questa volta farò il cammino portoghese che mi porterà da Porto fino a Santiago. Quindi iscrivetevi al canale, così potete seguirmi e farmi compagnia anche in questa avventura che sto per intraprendere.
dopo aver superato Molino di Altissimo. È la parte dove c'è più asfalto, è un po' una parte noiosetta, diciamo, giù a valle, e poi si riprende la strada per il bosco che risale, ed è dove mi trovo io adesso. È un percorso sicuramente molto molto vario. Beh, salitina simpatica, la ripresa non rende giustizia, però vedete la pendenza nelle vigne, mamma mia. E fino all'arrivo di questo campo da calcio del gruppo sportivo Altissimo, la salita bella croccante. Qui siamo già ad Altissimo, io sono arrivato da questa strada qui e adesso io prendo a sinistra, prendiamo la strada che sale verso il piazzale della chiesa. E dopo 12 km e 800 metri di dislivello circa siamo giunti di nuovo al paese di Altissimo, dal quale siamo partiti per questo bellissimo circuito ad anello, indicato veramente bene, dove si respira pace, tranquillità, quiete, tradizione, chi più ne ha più ne metta. C'è un'altra chicca che vi voglio dire, perché ho provato di nuovo le scarpe, le Trabucco 12, ma secondo me ho trovato una combo letale. E adesso, prima di salire in macchina e prima di salutarvi, ve la faccio vedere, perché potrebbe essere illuminante. Qui mi sembra il posto giusto per farvi il video finale. Come vi dicevo, le Asics Trabucco 12, con le quali mi sto trovando molto molto bene, sono ancora nuove, però queste dopo 2 uscite, ma la combo perfetta è Asics Trabucco 12 con i calzini di Ortles, quelli con le 5 dita. Dopo 4 ore che sono in cammino oggi più o meno, no, 3 ore 04 ci ho messo, devo dire la verità che è come non averle addosso. Combo secondo me interessante, valida,
da provare senza dubbio, con la quale mi sto trovando bene. E credo sarà la combo che userò per il Cammino di Santiago portoghese che andrò a fare fra un mese. Bene, anche questo video è finito. Fatemi sapere sotto nei commenti se questo percorso vi è piaciuto. Interazioni solite belle, i like, l'iscrizione al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!